Quasi 150.000 imprese in Italia, 14.000 in Veneto, attendono la legge di riforma del settore estetica e acconciatura, una riforma che Confartigianato Veneto ritiene necessaria anche per contrastare l'abusivismo. Tra le richieste quella del riconoscimento degli specialisti in estetica e acconciatura oncologica e poi il cosiddetto affitto di poltrone e di cabina, nuove qualifiche professionali, più formazione e sanzioni più severe contro l'abusivismo. È molto importante questa riforma per il settore di estetica in quanto negli ultimi 30 anni il settore ha vissuto dei cambiamenti molto importanti, però risale, diciamo, il quadro normativo che va a regolamentare questa professione a oltre 35 anni fa. Una vera rivoluzione che il disegno di legge, attualmente fermo in Senato, potrebbe portare nel settore. In Veneto sono 13.500 le imprese attive, con circa 26.000 addetti, un settore che continua a registrare un saldo positivo e che rappresenta un presidio diffuso di servizi e professionalità. Noi vogliamo proprio tutelare la clientela. L'abusivismo è un fattore molto forte che è difficile da perseguire, però se noi raccontiamo alle clienti che se vengono in un salone certificato trovano sicuramente la qualità e delle persone che sono state proprio allenate, che sono state con delle specifiche competenze. Ad oggi in Veneto sono 36 centri estetici iscritti all'Associazione Professionale di Estetica Oncologica, pensando che ogni giorno ci sono circa 1.000 nuove diagnosi di tumore. Quindi a che cosa serve questa legge? Per tutelare soprattutto la clientela, che è la cosa più importante, perché noi appunto facciamo un servizio sociale, quello di aiutare tutte le persone, soprattutto quelle più indifese. Quanto all'abusivismo, continua a rappresentare una delle principali criticità per il settore. Bisogna, soprattutto nei mesi estivi e nelle località turistiche, balneari e montane, contrastare con condizioni perché il lavoro sia regolare e poi anche ovviamente controlli efficaci e sanzioni adeguate.